Sia volontà del prefetto, che ringrazio, convocare un comitato ordine e sicurezza dove verranno invitati tutti i rappresentanti delle associazioni del mondo del commercio, delle attività produttive, proprio perché vogliono illustrare il lavoro che le forze dell'ordine stanno facendo, i dati, che comunque sono ancora dati incoraggianti rispetto agli altri anni. Cioè, il dato vero è che i furti nei confronti delle attività commerciali sono in diminuzione rispetto all'anno precedente. Il fatto che queste spaccate siano avvenute tutte nell'arco di pochi giorni e con queste modalità ha generato ovviamente grande rabbia in tutta la comunità. Però ringrazio il prefetto, credo che la settimana prossima ci incontreremo appunto in questo comitato, che sarà un comitato specifico per le attività commerciali, che vuole essere anche una risposta a questo momento di emergenza caratterizzato da queste spaccate. Ricordo che c'è anche il tema su scala provinciale dei furti in abitazione, che sono altrettanto fastidiosi quanto le spaccate, se non di più, perché quando ti entrano in casa, per fortuna Treviso da questo punto di vista regge abbastanza, però è altrettanto vero che dobbiamo tener conto che Treviso si inserisce in un scenario nazionale che vede un peggioramento da parte di tutte le città.